siamo a Montezovo, qui davanti a noi, e vediamo che abbiamo qui praticamente, parliamo di rossi, abbiamo un Valpolicella Ripasso Superiore, un Amarone della Valpolicella ovviamente, e un vino che ci facciamo raccontare perché è un po' particolare, un Calinverno. Siamo con Mattia Cottini. Montezovo, vedo qui ovviamente Valpolicella, quindi siamo nella zona dell'Amarone, rossi importanti, cioè vedo un Amarone, vedo un Valpolicella e poi un Calinverno che mi incuriosisce. Sì, Calinverno è un progetto particolare inventato ormai 20 anni fa da mio padre. In realtà è una rielaborazione del metodo di appassimento veronese, visto che è prodotto con il 100% di uve appassite. Ciò che cambia rispetto alla produzione dell'Amarone è che la prima parte di appassimento avviene direttamente in pianta, quindi c'è una surmaturazione delle uve prima dell'appassimento tradizionale. Le uve vengono raccolte e messe in fruttaio come accade esattamente per l'Amarone. Questo ci porta ad un gusto più fresco, potremmo dire? Più di frutta matura, ecco, più maturo, sì, più morbido. In qualche modo voi come presentereste i tre vini nella degustazione, quindi Amarone, Valpolicella, Calinverno? A dire il vero, il Calinverno si avvicina molto ad un Amarone, quindi la scaletta prevederebbe Ripasso, Calinverno e poi l'Amarone. Anche perché il risultato di questo processo sono 15 gradi e mezzo naturali, quindi comunque ha bisogno di un po' di sostegno. Sì. Benissimo, la vostra azienda vedo che è giovane, quindi nasce dalla tradizione perché parlava e arriva oggi alla quarta generazione, siamo noi due che siamo fratelli e più mio padre che comunque vige su tutta. Esatto. Esattamente. Noi siamo a Verona, in Valpolicella, abbiamo diverse strutture, comunque in Valpolicella a Tregnago e invece più vicino al lago di Garda, Caprino Veronese. Tanto complimenti di essere qui a Cortina, di essere tra i 19 di Cottarella e da qui penso che sia comunque un percorso sempre di crescita. Sì, grazie. Grazie mille.